Un mandato per costruire e allargare il partito Lega per Salvini Premier, per creare una nuova compagine e arrivare solidi all'appuntamento con i congressi. Al consigliere regionale Franco Gidoni, Gianpietro Possamai passa il testimone di commissario provinciale della Lega Bellunese e stavolta si tratta di un vero commissariamento. È una bella sfida, ma non ho intenzione di stare qui per anni, al massimo fino alla campagna per le regionali, esordisce Gidoni, che porta in eredità l'esperienza maturata alla guida del partito a Padova. Il partito ha una bella base, una bella militanza come Lega Nord che continua a lavorare e stiamo dando l'opportunità a più gente attraverso il tesseramento come sostenitore di affiancarci per condividere con noi un nuovo percorso. La guardia resta alta sulla madre di tutte le battaglie, quell'autonomia suggellata dal voto referendario che oggi sembra sempre più un miraggio. I parlamentari del Carroccio non lesinano critiche al governo Conte 2 e neppure al ministro Boccia del PD, che per un lapsus reiterato l'onorevole Paolo Saviane chiama Moccia, forse perché il film del regista e scrittore 3 metri sopra il cielo richiama metaforicamente una distanza ideologica che oggi mette a repentaglio il lavoro capitalizzato in 14 mesi di governo giallo-verde. Dispiace che il governo sia partito già col freno a mano tirato, diciamo così, anche perché magari forse qualche piccola e formale apertura c'è stata, ma l'impressione è che non ci si voglia ascoltare molto. E domenica si ritornerà a Pontida. Domenica la grande Pontida, grandissima soddisfazione, 2 pullman da Belluno, che è una cosa che non succedeva più da qualche anno, e quindi tanta gente nuova, e quindi vuol dire che tutto sommato insomma ci siamo.